e benvenuti a questa edizione, la prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La Giunta regionale sospende i dirigenti coinvolti nell'inchiesta sul comitato d'affari agli ordini di Cuffaro. Il PD protesta con un sit-in. Valentina Chinnici, provvedimenti tardivi e insufficienti. Duravano da almeno 3 anni le indagini sul ritorno in politica di Totò Cuffaro, che intanto veniva informato delle indagini da almeno 3 fonti. Nuovo filone d'inchiesta sulle gare d'appalto negli ospedali Civico e Villa Sofia. Dalla Procura di Palermo arriva la richiesta di 12 arresti. Al centro del sistema di corruzione il commercialista corleonese Sciacchitano. Agrigento muore dopo 2 interventi all'intestino, 4 medici indagati per omicidio colposo. Enna scoperti 62 furbetti del reddito di cittadinanza e di inclusione, 320.000 euro i soldi incassati illegalmente. Catania si candida a Capitale Italiana della Cultura 2028, tra luci e ombre di una città. Prima di essere capitale, Catania deve tornare capitale di se stessa. Calcio, Palermo oggi in campo in casa della Juve Stabia. Inzaghi punta a ritrovare lo stesso spirito visto con il Pescara. Abbiamo bisogno di una vittoria, dice il tecnico. Catania, Caturano in pole, l'attaccante è pronto all'esordio sin dal primo minuto. La seduta di rifinitura di oggi servirà a sciogliere gli ultimi dubbi. Alle 12.30 parla Toscano, domani la partita con l'Altamura. Dunque la Giunta regionale, quindi Schifani, hanno varato i primi provvedimenti punitivi nei confronti dei dirigenti coinvolti nello scandalo del comitato di affari presieduto, per così dire, da Cuffaro, ma tutto questo non basta a spegnere le polemiche e le critiche dell'opposizione. Sentiamo Manlio Viola. Alla fine la giunta regionale di governo c'è stata, ma non nei tempi e nei modi raccontati nelle ultime 48 ore. Il presidente della regione, Renato Schifani, le sue decisioni le aveva già prese e agli assessori si è limitato a comunicarle in una seduta durata appena mezz'ora. Pugno duro con la dirigenza regionale coinvolta nell'inchiesta sui presunti appalti truccati. Sospensione a tempo indeterminato per la dirigente generale Letizia Di Liberti con il Dipartimento regionale della famiglia assegnato ad interim a Ettore Foti, già dirigente del Dipartimento Lavoro. In materia sanitaria la Giunta prende atto dell'autosospensione del manager dell'ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone e l'assessore Daniela Faraoni la fa propria nominando commissario straordinario Chiara Serpieri. L'assessore San Martino invece avvierà un provvedimento disciplinare nei confronti del direttore generale del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale Giovanni Tomasino. Infine il presidente Schifani personalmente ha chiesto all'assessore alla famiglia Nuccia Albano di revocare l'incarico al segretario Vito Raso, storico collaboratore di Cuffaro, al centro dell'inchiesta. Ma i provvedimenti non spengono le polemiche. Ismaele Lavardera parla di atto di ignavia politica, i 5 Stelle parlano soltanto di un buffetto, mentre il PD mette in scena un sit-in di protesta sotto Palazzo d'Orléans. Le responsabilità non sono soltanto in capo ai dirigenti, anzi sono soprattutto in capo alla classe politica che ci governa. Le responsabilità sono della Giunta e sono soprattutto del governatore Schifani. Troppo facile usare i capri espiatori dei dirigenti e degli amministrativi. Qua c'è una responsabilità politica gravissima. E duravano da almeno 3 anni le indagini sul ritorno in politica di Totò Cuffaro, che intanto veniva informato delle indagini. Manlio Viola. Non una sola talpa, ma ben 3 diverse fonti avevano informato l'ex governatore siciliano Totò Cuffaro che a suo carico erano in corso intercettazioni. Sono dettagli che continuano ad emergere dai documenti dell'inchiesta della Procura di Palermo che ha portato alla richiesta di 18 misure di arresti domiciliari nei confronti proprio di Cuffaro, di Saverio Romano, Carmelo Pace e poi funzionari regionali, collaboratori e manager della sanità. L'unico ad essere indagato per rivelazione di segreto d'ufficio però è il tenente colonnello Palmintieri dei Carabinieri. Incidentali le altre fonti, da una parte il funzionario di polizia assegnato ai servizi segreti Paradiso, dall'altro un vecchio amico di Cuffaro, Mimmo Di Carlo, che sente per caso il genero parlare con un collega alla DIA. Tutti elementi che però per la procura fanno capire che Cuffaro era informato di essere nel mirino e per evitare le intercettazioni aveva dunque avviato una serie di stratagemmi, telefoni lasciati in altre stanze, incontri in luoghi pubblici e così via. Tutti elementi che non avrebbero però sviato le indagini del ROS. Indagini iniziate addirittura nel 2020
2022 durante la campagna elettorale per il comune di Palermo, quando Cuffaro avrebbe incontrato Santo Castiglione, noto manager di un locale conosciuto a Palermo in passato, indagato perché sospettato di aver utilizzato soldi del boss Capizzi nel suo locale, indagine che poi fu archiviata. Con lui Castiglione avrebbe condiviso la candidatura al consiglio comunale di Daniele Papa, che non riuscì però a diventare consigliere. Fra gli incontri intercettati in quegli anni, anche quello organizzato da Castiglione fra Cuffaro e la moglie del presunto boss Capizzi, un incontro che però per la procura non avrebbe alcuna rilevanza penale. E poi ancora un terremoto nella sanità siciliana. Dalla Procura di Palermo arriva la richiesta di 12 arresti nell'ambito dell'inchiesta di giugno scorso denominata Sorella Sanità Bis. Sentiamo Roberta Lunghi. Sanità siciliana ancora una volta sotto i riflettori della Procura di Palermo, che ha chiesto 12 arresti, 8 dei quali in carcere, 4 ai domiciliari e 3 interdittive per altrettante società, in una indagine che ricostruisce un sistema di tangenti e appalti pilotati tra aziende pubbliche, gli ospedali palermitani Villa Sofia, Cervello e il Civico, e le imprese private. Al centro delle indagini c'è ancora Antonino Maria Sciacchitano, 65 anni, il commercialista originario di Corleone, già posto ai domiciliari nel mese di giugno scorso nel primo filone dell'inchiesta Sorella Sanità Bis. Per lui arriva un'altra richiesta di detenzione in carcere. Sciacchitano avrebbe incassato una mazzetta di 25.000 euro per agevolare imprese amiche nella fornitura di materiale chirurgico, macchinari e dispositivi medici. Tra gli episodi più recenti, la gara da 47 milioni di euro per la sterilizzazione del materiale chirurgico del Civico. Tra le richieste ai domiciliari con braccialetto elettronico anche la palermitana Alba Cristodaro, 47 anni, responsabile unico del procedimento all'Arnas Civico di Palermo. Le 3 società coinvolte, Servizi Ospedalieri e Medical e Pacifico SRL, rischiano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. Tragedia all'ospedale di Agrigento. Un uomo di 47 anni è morto dopo 2 interventi chirurgici. La procura apre un'inchiesta e indaga 4 medici per omicidio colposo. Davide Sardo. È morto a soli 47 anni dopo 2 interventi chirurgici. Una tragedia su cui la procura di Agrigento vuole fare piena luce. L'uomo di Porto Empedocle sarebbe deceduto per una sospetta occlusione intestinale. La polizia ha già sequestrato le cartelle cliniche. 4 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio sono stati iscritti al registro degli indagati per omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto, necessario per consentire loro di partecipare all'autopsia e difendersi da eventuali accuse. Tutto è cominciato il 29 ottobre, quando l'uomo si è presentato al pronto soccorso con forti dolori addominali. Dopo i primi accertamenti è stato ricoverato in chirurgia, dove è stato sottoposto a un intervento. Dopo l'operazione è stato trasferito in rianimazione. Le sue condizioni sembravano in miglioramento, ma dopo qualche giorno è sopraggiunto un nuovo peggioramento. I medici hanno deciso di intervenire di nuovo, ma il paziente è morto il giorno successivo. La procura ha nominato un consulente medico legale per stabilire cosa abbia provocato la morte. Anche la famiglia, assistita dal proprio legale, vuole chiarezza e giustizia su una vicenda che ha scosso l'intera comunità empedoclina. Arrestati 2 fratelli di Marsala accusati di aver dato fuoco lo scorso 12 ottobre alla pescheria Crimi nel centrale mercato ittico di Marsala. I 2 prima hanno riempito una bottiglia di benzina in un'area carburanti, poi in bicicletta sono andati in Piazza del Popolo, dove hanno appiccato le fiamme al bancone del pesce della pescheria Crimi, tra l'altro non curanti della vicinanza a palazzi abitati e ad alcune bombole del gas. Scoperta dalla Guardia di Finanza una nuova truffa legata ai bonus edilizi. Un'impresa di costruzioni aveva costruito una sorta di condominio fantasma per accedere al bonus del 110%. Emanuela Corsi. Un condominio fantasma creato a tavolino per accedere al super bonus 110. È l'ultima truffa sui bonus edilizi scoperta dalla Guardia di Finanza di Siracusa, che ha portato al sequestro preventivo di beni e crediti d'imposta per oltre 10 milioni di euro. Tra gli indagati una società e 10 persone fisiche. Secondo la procura, la truffa, ideata dal rappresentante di una società di costruzioni siracusana, è partita dall'acquisto per circa 1 milione di euro di un albergo in disuso di oltre 5.000 metri quadrati. Dopo l'acquisto la società ha proceduto
proceduto al frazionamento catastale dell'immobile, ricavando 101 unità tra appartamenti, box out e moto, e successivamente alla stipula di 5 contratti preliminari di vendita con persone compiacenti, tra cui la moglie del rappresentante legale e alcuni familiari dei soci che hanno inscenato un'assemblea per costituire il condominio. In questo modo è stato possibile simulare l'esistenza di un condominio, requisito necessario per accedere alle agevolazioni fiscali, ottenendo indebitamente crediti d'imposta per oltre 10 milioni di euro. Grazie al superbonus, l'ex albergo è stato trasformato in questo moderno complesso residenziale. Al termine dei lavori, la società ha inviato all'Agenzia delle Entrate un'istanza per il riconoscimento di crediti d'imposta per circa 15 milioni di euro, ottenendo agevolazioni per 10 milioni. Un'operazione illecita, visto che le agevolazioni fiscali previste dal superbonus 110 non possono essere ottenute per l'esercizio di attività d'impresa e per ristrutturare un immobile a spese dello Stato al fine della successiva vendita degli appartamenti. Concluse le indagini nei confronti di 26 persone accusate dai carabinieri della compagnia di Petralia Sottana, fra l'altro di spaccio e detenzione di droga. L'operazione era scattata dopo il fermo di un extracomunitario ospite di un centro di accoglienza e trovato in possesso di diverse dosi di eroina. I corrieri nascondevano la droga in bocca o la inviavano dentro pacchi su autobus di linea. Il traffico è stato agevolato da alcuni parenti degli indagati che avevano il compito di avvisare e comunicare gli spostamenti delle pattuglie. Catania si candida a capitale italiana della cultura per il 2028, tra luci e ombre di una città che sogna il riscatto. Eva Spampinato. La città della cultura non è soltanto quella di chi fa abitualmente cultura, ma chi si è impegnato in questo progetto molto ambizioso. Catania si candida a diventare capitale italiana della cultura 2028, una sfida ambiziosa che profuma di riscatto, ma impone anche uno sguardo lucido sulle ferite ancora aperte della città, dal degrado urbano ai servizi carenti, dalla dispersione scolastica a un centro storico che alterna splendore barocco e abbandono, da una mobilità sostenibile che non esiste alle nuove piazze ristrutturate con l'augurio che non vengano presto vandalizzate, fino all'ennesimo colpo duro subito dai cittadini che ha un colore, il blu, non quello del cielo, ma quello delle strisce. Eppure, dietro i problemi pulsa una vitalità che non si arrende. L'amministrazione comunale invita i cittadini a fare squadra, a trasformare questa candidatura in un laboratorio di orgoglio collettivo. Deve partecipare, deve continuare a partecipare, deve seguirci, deve seguire la candidatura e sentirla sua, avere un orgoglio positivo, ovviamente non esclusivo, come dire, troppo borioso, di far parte di questo progetto e sentire di avere qualcosa da insegnare al resto del paese e alle altre città. Catania ha una misura di città per cui non è troppo grande, non è troppo piccola e per cui questo sviluppo, questa crescita non è foriera, non è sinonimo di diseguaglianza, si cresce senza lasciare indietro nessuno. Perché se Catania vuole davvero essere capitale della cultura, deve prima tornare ad essere capitale di se stessa. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con altre notizie. A Palermo una 2 giorni dedicata al Mediterraneo, alla siccità e a possibili investimenti nell'isola. Marco Gullà. Migranti e siccità sono stati i temi trattati nel corso dell'assemblea plenaria Harlem per la prima volta, svoltasi a Palermo, a Palazzo dei Normanni. La riunione dell'Harlem, ovvero l'assemblea regionale e locale euro-mediterranea, di cui fanno parte 80 membri provenienti dai paesi dell'Unione Europea e dalle 16 nazioni partner del bacino mediterraneo, ha evidenziato come lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo sia la priorità per gli enti locali e regionali dell'area. Nella prestigiosa Sala d'Ercole, una 2 giorni in cui si è discusso di quanto importante è il ruolo di paesi come la Sicilia nel bacino del Mediterraneo. Abbiamo organizzato un evento di caratura internazionale in un momento molto delicato a livello politico che cerca di far cooperare tutti i paesi del Mar Mediterraneo. La 16ª plenaria per la prima volta si fa a Palermo e questo è certamente un motivo di orgoglio da Presidente dell'Assemblea regionale siciliana per aver fatto sì insieme a tutto il gruppo organizzativo di Bruxelles e gli uffici di poter organizzare un evento di questa caratura e poter cercare di trovare delle soluzioni che vadano nel verso di quella che è la crisi idrica, di quella che
relativa ai flussi migratori. Investimenti nel Mediterraneo e in Sicilia tra gli obiettivi della 2 giorni di lavori. Ci sono 3 pilastri principali di questo patto. Il primo riguarda le persone e in particolare i giovani, quindi parliamo di educazione, di formazione, di upskilling, quindi riformare le persone che magari hanno bisogno di essere riformate, e questo è uno dei pilastri principali di questo patto. Un viaggio tra suoni e culture dei 5 continenti. Al Teatro Pirandello di Agrigento è aperta la mostra dello strumento musicale. Davide Sardo. Un mondo di suoni, tradizioni e culture racchiuso in un'unica mostra. Al Teatro Pirandello di Agrigento è aperta la mostra dello strumento musicale popolare mondiale Claudio Crescenzo, un percorso affascinante tra strumenti provenienti dai 5 continenti. Tamburi africani, flauti andini, ghironde europee, sitar indiani. Ogni strumento racconta una storia, un popolo, un'emozione. L'esposizione, promossa dal Comune di Agrigento nell'ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, è realizzata con le associazioni Fabaria Folk e Gergent. Aperta anche alle scuole, la mostra offre agli studenti l'occasione di conoscere da vicino le diverse tradizioni musicali del mondo e di scoprire l'eredità lasciata da Claudio Crescenzo, appassionato, collezionista e studioso. Una collezione nata da mio padre Claudio Crescenzo, che durante tutti i viaggi fatti con il gruppo folcloristico ma anche personalmente ha raccolto questi strumenti nelle varie nazioni, e adesso li mettiamo in mostra per far conoscere agli agrigentini, alle scolaresche e naturalmente ai turisti che verranno qui al Teatro Pirandello. Un viaggio tra suoni, culture e ricordi che unisce passato e presente nel segno della passione e della conoscenza. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi la pagina sportiva, perché sarà un weekend intenso con il Palermo che comincia oggi pomeriggio, mentre domani il Catania attende l'Altamira. A tra poco. Siamo alla pagina sportiva, il Palermo in cerca di vittoria oggi pomeriggio al Menfi contro la Juve Stabia. Sentiamo Marco Gullà. Abbiamo bisogno di ottenere una vittoria e di ripartire ancora più forte, visto che abbiamo finito bene la scorsa partita, e voglio ricominciare da dove abbiamo finito. Oggi pomeriggio al Menfi contro la Juve Stabia il Palermo va alla ricerca dei 3 punti. I rosanero dovranno dimostrare definitivamente di essersi lasciati alle spalle il mini periodo negativo fatto di un punto in 3 partite, frutto anche di una sconfitta esterna che non era assolutamente messa in preventivo. La vittoria contro il Pescara ha comunque ridato entusiasmo e fiducia. È una partita per me molto importante, la squadra si è preparata bene, è un campo ostico, difficile, ma noi siamo il Palermo, veniamo da una grande vittoria, vogliamo dare continuità ai nostri risultati, voglio vedere se anche le sconfitte che ci sono state ci hanno rafforzato, per cui un bel banco di prova, ma sono convinto che la squadra è pronta e darà una grande risposta. Il Palermo oggi al Menfi contro la Juve Stabia dovrebbe andare in campo così, con Joronen tra i pali, Berezischi, Bagni e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Palumbo, Ranocchia, Segre e Augello a centrocampo, Brunori e poi Ampalo in avanti. Start alle 17:15. Impegno casalingo per il Catania che domani riceve l'Altamura. Sentiamo Tonino De Mana. Una domenica da vivere tutta d'un fiato, con la possibilità di tornare in vetta al campionato, magari per una notte, in considerazione che la Salernitana capolista giocherà di lunedì contro il Crotone. Il Catania va all'assalto dell'Altamura e dei 3 punti per proseguire la sua striscia positiva, alimentando così il sogno Serie B. E al sogno cominciano a credere i tifosi che anche domani alle 14:30 saranno presenti in massa sugli spalti del Massimino. Il pari beffa di Caserta ha lasciato la voglia di rifarsi non solo per la squadra ma anche per l'ambiente. La corsa al biglietto, iniziata mercoledì, continua senza sosta, non ci sarà il pienone, ma le curve sicuramente saranno sold out. Capitolo formazione. La prima novità potrebbe essere in attacco, visto che potrebbe scoccare l'ora di Caturano, da solo o in coppia con Forte, in questo caso con Cicerelli alle spalle. A centrocampo si va verso la conferma della coppia di Tacchio-Quaini, ma non è da escludere un'altra ipotesi, quella dell'inserimento dal primo minuto di Gimenez. L'allenatore in settimana ha provato diverse soluzioni in vista del match contro i pugliesi. La squalifica di Gherardi può essere, attutita dalla
disponibilità di Pieraccini che si candida per una maglia da titolare. Uomini e schemi saranno provati questa mattina nel corso della rifinitura. Poi alle 12.30 parola a mister Toscano per la consueta conferenza stampa della vigilia. Impegni casalinghi anche per le altre formazioni di Serie C, ci dice tutto Sergio Colosi. Attacco alla zona playoff. Il Trapani, al netto del deferimento per violazioni amministrative, insegue oggi al provinciale la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Audace Cerignola e Crotone. Nei piani granata c'è l'alta classifica, speranze, desideri e attese che possono materializzarsi in una giornata di campionato, la 13ª, sulla carta favorevole. Il Piscerno con appena 10 punti ha anche il peggior attacco del torneo con 28 reti subite. Assenti Benedetti e Nicoli, confermato l'11 di Crotone. Siracusa Latina in programma domenica pomeriggio al De Simone si gioca nel segno di Marco Turati. La sua panchina è a rischio, 10 sconfitte in 12 giornate sono troppe per non pensare ad un cambio tecnico e la fiducia a termine del presidente Ricci sembra al capolinea. Turati conferma il 4-2-3-1, 2 dubbi in difesa Bonacchio-Sciapola, sulla tre quarti Gudelevicius-Frisenna. Il Latina con 14 punti nell'ultimo turno di campionato ha fermato la corsa della capolista salernitana. Al De Simone probabile contestazione di una parte della tifoseria e aria pesante dopo il KO nello spareggio salvezza contro il Giuliano. Agli azzurri servono 3 punti per rimanere agganciati al treno del penultimo posto, oggi distante 4 lunghezze. Ed è tutto per questa edizione, l'informazione torna come sempre alle 14, a tutti una buona giornata.